Io penso che noi dovremmo ancora attendere almeno un paio di settimane per capire quale effetto avremmo avuto dall'apertura delle scuole, perché le scuole rappresentano per antonomasia l'assembramento più cospicuo, più importante. Continua il monitoraggio con il piano delle scuole Sentinella, ma è ancora troppo presto per valutare l'impatto esatto della riapertura delle scuole sull'andamento dei contagi. Nel frattempo, la Regione Veneto sta lavorando ad un progetto che verrà poi proposto alla cabina di regia nazionale per ridurre ulteriormente le conseguenze della presenza di un positivo sul resto degli alunni di una classe. Stiamo anche elaborando una proposta da proporre a livello nazionale per avere un approccio che sia, come si può dire, un po' più confacente al fatto che non si blocchino scuole nel momento in cui ci possa essere un focolaio. Ecco, direi che la filosofia del lavoro potrebbe essere quella di dire intanto di vedere la percentuale di vaccinati all'interno della classe, che può essere già una prima discriminante. L'altra anche il posizionamento dei ragazzi rispetto all'eventuale positivo. L'idea potrebbe essere quella di applicare anche alle classi il sistema attualmente utilizzato negli aerei, con un numero limitato di persone da porre in isolamento per la scuola in DAD su base della vicinanza del loro banco a quello del compagno positivo. Portare innovazione all'interno delle aule affinché, se anche dovessimo avere un positivo, non vadano tutti in quarantena, considerando anche quanti saranno vaccinati, considerando il 64% dei ragazzi in età scolastica dei 12-19 anni sono vaccinati in Veneto. Anche questo bisogna ricordarlo. La filosofia è quella di non chiudere le scuole, la filosofia è quella di restare in presenza e dobbiamo assolutamente fare in modo che sia così.